persone, scrittori presenti, avremo modo di tracciare un quadro, un'immagine di questo personaggio, di questo grande scrittore di cui sicuramente l'Italia sente la mancanza di molte iniziative culturali e della sua penna e anche proprio della sua umanità. Lui amava accogliere i giovani, ma andiamo con ordine. Ringraziamo anche il Mauro Francesco Minervino, redattore della rivista letteraria Nuovi Argomenti, che avremo modo anche di parlarne, una rivista di cui è stato anche direttore Enzo Siciliano, e Mario Deseati, antropologo e altra penna della stessa rivista, Arnaldo Colasanti, critico letterario che è acuto nelle analisi. Di loro ha avuto una parte nella vita di Enzo Siciliano e contribuiranno appunto a delinearne la figura. E ringraziamo anche le autorità che ci hanno onorato con la loro presenza, il presidente della provincia, il dottor Mario Oliverio, il dottor Pantalone Sergi, capo ufficio stampa di Agazio Oliero, il presidente della regione, anche la dottoressa Marisa Giannone, dirigente del settore politiche sociali della provincia di Cosenza, il dottor Giuseppe Gagliardi, assessore all'urbanistica di Cosenza, il dottor Franco Petramala, direttore generale dell'ASP di Cosenza, dottor Dario Granieri, procuratore della Repubblica di Cosenza, il dottor Osvaldo Caccuri, capo di gabinetto della prefettura di Cosenza, il dottor Nicola Penta, direttore dell'unità operativa numero 3 dell'unità scolastica provinciale di Cosenza, il dottor Arcangelo Fonti, direttore dell'unità operativa centrale dell'ASP di Cosenza, e il sindaco di Bisignano, il dottor Umile Bisignano, il padrone di casa, e anche l'assessore alla cultura del comune di Bisignano, Franco Russo. Ringraziamo anche il dottor Flaviano Federico, consigliere provinciale e vice sindaco di Luzzi. E aspettiamo anche l'onorevole Timo Gentile, che ha detto che sta per arrivare, e mi pare che sia in ritardo anche il dottor Granieri, sono lì attesi. Ah no, è arrivato, bene, è arrivato. Allora, noi siamo qui per un'occasione particolare, l'assegnazione del nome di un personaggio illustre ad un istituto scolastico, come avviene peraltro anche per strade e piazze, ha sempre una rilevanza particolare per la comunità, perché rappresenta, nel segno del rafforzamento dell'identità collettiva, il legame profondo tra il tempo passato e il presente. Una relazione questa, tuttavia, che nel nostro caso va inquadrata in una più ampia dimensione educativa, proprio perché costituisce un forte richiamo ai valori del passato che devono essere accolti dalle giovani generazioni di alunni a venire, valori emblematicamente racchiusi nell'esperienza umana e culturale di questi personaggi esemplari. In questo contesto si rivela quanto mai opportuna la decisione del Consiglio d'Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore del Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Industriale, di intitolare ad uno dei massimi intellettuali del secondo Novecento, Enzo Siciliano, un figlio di calabresi della diaspora, il quale, pur avendo vissuto sempre lontano dalla Calabria, non ha mai dimenticato le proprie radici. E un po' come gli intellettuali del Rinascimento, Enzo Siciliano ha svolto un ruolo di primaria importanza in diversi ambiti culturali. Romanziere di successo, il suo romanzo, ricordiamo I bei momenti, ha ottenuto il premio Strega del 1998, un premio di grande importanza. Autore teatrale, di sceneggiature cinematografiche, critico letterario e musicale, regista cinematografico, un suo film, La coppia, tratto da un suo omonimo romanzo, è stato presentato al Festival di Venezia nel 69, saggista, collaboratore di importanti quotidiani periodici, Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, giornalista e direttore con Moravia, Pasolini, Bertolucci,
Roberto Lucci della prestigiosa rivista letteraria Nuovi Argomenti, biografo e chiaramente amico di Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Elsa Morante, Dacia Barelli. Per breve tempo è stato anche presidente della RAI dal 1996 al 1997. Ha giocato un ruolo di grande importanza nella cultura italiana contemporanea e proprio durante i mesi della sua presidenza alla RAI è rimasta celebre la sua decisione di mandare in onda la diretta dell'apertura della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano con l'opera Macbeth di Verdi, in prima serata su un canale nazionale, su Rai 1, al posto del telegiornale delle 20. Questo scosse un po' le coscienze di tutti, era la prima volta che succedeva nella storia della televisione italiana. Da sottolineare anche il suo ruolo nella di istituzioni culturali. Frutto anche dei figli di questa terra. Voglio ringraziare anche il sindaco di Signano e voglio portare un saluto attraverso parole semplici che esprimono il ricordo di Enzo Siciliano. Io ero amico di Enzo. Io ricordo quando nel 1996 fu scelto, fu indicato per la RAI. Ricordo che prima che lui sciogliesse la riserva, sciogliesse il dubbio se accettare o meno, prima che fosse formalizzato ufficialmente, diciamo, portata all'esterno la proposta, ricordo gli feci una telefonata perché appunto sciogliesse senza esitazione quella riserva, e lui disse: ti rendi conto che con la mia scelta oggi si determina davvero una rottura rispetto ad una pratica che era quella di scegliere attraverso i libri, i lottizzatori, le appartenenze, eccetera. E dico proprio per questo che sceglie. E poi lo richiamai dopo, che appunto per dargli gli auguri. Disse: adesso ho sulle spalle una responsabilità enorme, perché appunto mettere ordine e soprattutto portare il servizio pubblico televisivo su un terreno libero da condizionamenti è un'impresa, direi, con ardua. Lo ricordo questo perché in quella sua esitazione c'era anche un rapporto con il potere che era molto distaccato. Lui non era una personalità neutra, aveva le sue idee sonore, le sue, appunto, anche attraverso il suo impegno intellettuale era un uomo impegnato anche per un rinnovamento della cultura della politica. Tuttavia, e con lui c'era questo rapporto che non era condizionato da sottotenenza. Questo è un dato importante. Poi vorrei dire che Enzo, io l'ho conosciuto in occasione di un suo impegno, di una sua investitura quando venne qui in Calabria per dirigere il teatro Renale. L'ho conosciuto in quell'occasione e poi si è cimentato un rapporto fortissimo. E devo dire che malgrado lui non avesse vissuto la sua fanciullezza, la sua gioventù direttamente, lui si sentiva profondamente legato. Era una persona eccezionale, cioè è come se avesse le pieghe delle problematiche sociali, delle sofferenze e anche dell'anelito al riscatto, all'affermazione appunto di nuove condizioni di questa terra. Era come se le avesse dentro. Lui aveva la Calabria dentro, diceva molto acutamente suo figlio Francesco, aveva la Calabria dentro. Enzo ha segnato la produzione intellettuale, la storia di grande parte del Novecento. Io credo che noi dobbiamo essere fieri di Enzo come figlio di questa terra, che ha saputo appunto esprimerla anche attraverso i suoi scritti, le sue riflessioni.
E con questo atto voglio salutare Francesco, colgo l'occasione anche per salutare Arnaldo, che lo dicevo prima, mi intrattiene sempre quando arrivo la mattina, magari prima di uscire mi intrattiene in blog, mi presenta un libro, fa una riflessione e contribuisce ai militari che sono qui segnali un po' da tutti quanti. Io credo che ha fatto bene a dire la Calabria della Valenza. Con questo atto noi facciamo in modo che Enzo entri dentro la Calabria, perché noi abbiamo bisogno in questa terra di esprimere attraverso il suo pensiero, il suo ricordo, una produzione culturale, un'iniziativa che plasmi i giovani, le nuove generazioni a temperamenti appunto nuovi, ad orgoglio, all'espressione di una identità, di una terra che ha grandi potenzialità, che purtroppo è spesso massacrata, perché sovente prevale l'immagine negativa di questa terra, perché quell'immagine negativa certo deve essere riscattata anche attraverso il fatto che noi stessi dobbiamo avere più coraggio nel combattere fenomeni negativi come la criminalità, fenomeni negativi appunto che sono presenti in questa terra, ma dobbiamo avere la consapevolezza che in questa terra c'è una maggioranza di uomini e di donne, c'è una parte maggioritaria delle sue risorse umane e non solo umane che è positiva, che appunto costituisce un patrimonio importante per ambire a realizzare buoni traguardi come quello del riscatto, della liberazione piena appunto delle nostre potenzialità e dei nostri valori positivi. Enzo è stato un interprete appunto importante in questo senso. Oggi Enzo, con la intitolazione di questa scuola, che io sono orgoglioso, è una scuola della provincia, la nostra istituzione sta realizzando in tutti i comprensori, in tutti i grandi procedimenti, sta realizzando scuole come queste. Noi siamo all'avanguardia, siamo stati classificati da uno studio pubblicato su Sole 24 Ore per quanto riguarda l'edilizia scolastica, la sesta provincia italiana. Come vedete, in questa terra c'è anche qualcosa di positivo, sono tanti positivi, qualcosa che concretamente si produce. Avere intitolato oggi questa scuola a Enzo Siciliano, averlo fatto nella terra nella quale c'è la radice della sua appunto esistenza, della sua intellettualità. Io credo che è un atto doveroso verso un uomo che ha dato tanto al nostro paese, non solo, ma è anche un atto importante, significativo delle scelte che noi vogliamo compiere, cioè quello di appropriarci di questo patrimonio. Grazie alla Michela Pilotta, grazie a Francesco per essere qui, e noi non possiamo che essere orgogliosi di questa scelta. Sono emozionatissima quest'oggi, non mi pare di essere qui, di avercela fatta, e veramente con un accenato foglio che do inizio a questi lavori per celebrare l'intitolazione della scuola Enzo Siciliano. Porgo il mio più cordiale saluto a tutti gli intervenuti e per prima cosa accenno brevemente alle ragioni che hanno promosso questo evento. Ho sempre pensato alla scuola come ad una comunità, piccola o grande che sia, e per un breve periodo della loro vita gli adolescenti che ne fanno parte imparano cose utili per il futuro, fanno esperienza, ascoltano gli altri, dicono di sé, esprimono disagi e desideri, bisogni e sogni. Della loro scuola avranno nel corso della vita memoria di una passata appartenenza, e l'appartenenza si rafforza, si fa più salda se quella comunità ha un nome, una bandiera, un simbolo semantico che ne chiarisca progetto e valore. Essere parte di una scuola connotata solo da un riferimento toponomastico
cosa che appartenere al Virgilio, al Giulio Cesare, al Tasso, al Telesio. Scatta una sorta di orgoglio, si rafforza un legame, si robustisce uno spirito